Ciao a tutti e ben ritrovati ancora una volta. Quest'oggi parliamo ancora di una ricetta veneta. Si tratta di un dolce tradizionale e fatto di ingredienti poveri e molto semplici. La pinza veneta. Questo dolce dalle nostre parti è particolarmente fatto nella ricorrenza dell'Epifania e gli ingredienti che andremo ad utilizzare sono il pane, che deve essere raffermo e che io ho già fatto ammollare, ammorbidire nel latte tiepido. Poi servirà una mela e una pera, della farina e dello zucchero, dell'uvetta che io ho fatto ammollare nella grappa, i semi di finocchio, l'uovo e mezza bustina di lievito, dei fichi secchi e delle noci. Partendo dal nostro pane ammollato nel latte tiepido, e quindi che dobbiamo far diventare alla fine una crema, e non devono esserci pezzi duri, andiamo ad aggiungere l'uovo intero, lo amalgamiamo bene e poi aggiungiamo lo zucchero. Intanto amalgamiamo questi due ingredienti. Continuiamo con l'aggiunta della farina e poi della mezza bustina di lievito. Continuiamo ad amalgamare bene. Continuiamo aggiungendo i fichi secchi che io ho tagliato a pezzettini e anche le noci, sempre tagliate un pochino. Poi sta a vostro gusto quanto lasciarli grandi questi pezzetti di frutta secca. Poi aggiungiamo l'uvetta che avevamo fatto appunto ammorbidire un attimino, strizzandola. Se vi piace poi potete anche utilizzare la grappa nella quale era in ammollo, in modo da dare un gusto particolare anche alla torta. Passiamo ora ad aggiungere alla fine un cucchiaio di semi di finocchio. Questi sono essenziali perché danno una aromaticità molto particolare alla torta. Poi anche qui a vostro gusto potete aumentare o diminuire. Ho preso una pirofila, l'ho unta con del burro in modo da non far attaccare la torta e a questo punto la andiamo a mettere appunto nella pirofila. Spalmiamo bene, la livelliamo bene senza far danni. È logico che più utilizzerete una pirofila piccola, più la torta sarà alta, quindi sta un po' a voi come vi piace di più. Terminiamo mettendo le nostre fettine di pera e di mela sopra la nostra torta, magari le alterniamo così sentiamo il gusto di entrambe. Per finire, nel frattempo, scaldate il forno a 160 gradi circa, la mettete e la lasciate appunto in cottura per una quarantina di minuti. La nostra pinza veneta è pronta, io vi aspetto alla prossima video ricetta, vi ringrazio di continuare a seguirmi e guardate anche la nostra pagina Degusta e Scopri il Veneto. Ciao, grazie!